Anche questa Brentana è passata, Bassanese sfiorato dalla seconda disastrosa ondata di maltempo. Case allagate a Cittadella, paura per la popolazione che ricorda con terrore i momenti del nubifragio. Il Musone dei Sassi rompe gli argini, abitazioni e aziende invase dall'acqua, situazione drammatica. A San Zenone garage allagati, scantinati invasi dal fango, pure magazzino di un supermercato. Strade come fiumi in piena ad Asolo, case isolate da una frana, corsi d'acqua ai limiti. Presentata la lista della Lega a Bassano, Viero ribadisce confinco per un cambio di passo. Il sindaco Germano Racchella si ricandida a Cartigliano con la lista Passione per Cartigliano. Denunciato Fleximan per i colpi in Polesine, è la stessa mano che ha colpito nell'Alta Padovana. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Abbiamo visto in queste ore i disastri causati dal maltempo in tutto il Veneto. Se nei primi giorni di queste ondate di maltempo è stato colpito anche la Pedemontana e il Bassanese, nelle scorse ore le precipitazioni si sono concentrate soprattutto in zone molto vicine. Bassano è stata solo sfiorata, la testimonianza è l'ennesima piena del Brenta. La Brentana è passata, il grande fiume ruggisce ancora e fa vibrare il Ponte Vecchio, ma il picco di 700 metri cubi al secondo registrato nel bel mezzo dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi non spaventa più il monumento nazionale. Ogni tanto qualche tronco portato dalla corrente si arrampica sulle stilate, ammaccandole e rimanendo aggrappato ai piedi del ponte. Per fortuna i grossi tronchi sono stati rimossi dal greto del fiume prima dell'arrivo del maltempo, anche se qualche albero schiantato dalla bufera o magari già tagliato dai boscaioli finisce per essere preso in braccio dalla furia dell'acqua e scaraventato contro il ponte. Fa impressione la Brentana e se i bassanesi più attempati ricordano quelle terribili del passato, i turisti e i visitatori si avvicinano con passo meno fermo alla balaustra per vedere la Brenta che corre verso il mare. La terza soglia dei 3,2 metri è stata superata per poco tempo, il secondo livello sopra i 2,8 metri è mantenuto ormai da qualche giorno, senza troppi patemi. Fra un paio di giorni l'acqua del fiume sarà di nuovo limpida e canterà un'altra canzone per attirare i selfie e le foto di gite e vacanze, fino al prossimo nubifragio e alla prossima Brentana, come era nel principio e ora e sempre. Se a Bassano è andata bene questa volta, non è andata altrettanto bene nel resto del territorio. Cominciamo questo viaggio drammatico da San Zenone degli Ezzelini. Appena sono arrivato qua al disastro, c'era questo fiume qui che aveva già tracimato tutto quanto, c'era la strada che era un lago, si può dire un lago, un fiume in piena, e dopo con la forza dell'acqua ci si è rotto dell'area delle finestre di areazione per il magazzino, da lì è entrata l'acqua, ha fatto il disastro. Anche la frazione di Carainati di San Zenone degli Ezzelini, e le immagini dicono tutto, giovedì sera è stata colpita con violenza estrema dal maltempo che si è abbattuto su tutta la regione. Strade trasformate in torrenti in piena, garage, scantinati e magazzini interrati come quello del supermercato in centro paese completamente sott'acqua, come ci racconta Roberto Bordignon. Voi alle 2 stavate ancora cercando di sciacquare le cose dal fango con acqua? Certamente, perché altrimenti se non pulivi subito poi rimane il fango si indurisce e non si riesce più a toglierlo. Un'agonia per tanti residenti a ridosso del centro di Carainati. L'acqua è arrivata proprio al limite. Sì, è arrivata al limite e per fortuna con l'aiuto dei ragazzi all'ultimo minuto ci siamo accorti che usciva dal fosso e abbiamo installato i pannelli che fortunatamente avevamo a portata di mano e così ci siamo salvati, ecco. Tutto fango. Paura ieri? Ieri sera, guarda, dove è arrivata. È entrata in casa anche? Certo, da me e anche da mio fratello, scantinato quasi mezzo. È arrivata proprio fino a Mureta, sì, addirittura la Mureta di là, guardi, ha scavalcato, ma il casino era là, sul fosso, perché non passava sotto il ponte, che buttava fuori, ecco.
Abbiamo trovato il fango dentro gli immobili e tirato fuori tutto quanto. Abbiamo già spostato tutto, tolto i battiscopa e niente, passare ogni cosa a mano. È tutto bagnato, il divano, le sedie, tutta la roba, cioè quello che si può salvare. C'è rabbia. C'è rabbia e c'è molta frustrazione per non capire il perché è successo di nuovo queste cose qua. Rabbia, frustrazione, paura anche nel cittadellese, vediamo. L'acqua era veramente, la pioggia era veramente torrenziale, veramente spaventoso, ecco, da vedere e anche da viverci. Lei è Iva Antonello e vive in via Casebianche a Santa Maria di Cittadella, frazione particolarmente interessata, assieme alla zona di Facca, dalla pioggia scrosciante di giovedì sera. Acqua ovunque, fango ovunque, i fiumi, i canali sono tracimati invadendo le strade e le case. Il comune, volontari, protezione civile, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, così come i residenti che si sono trovati l'acqua sporca in casa. Tutto in poche ore di paura. Il sindaco Piero Bona ha parlato di un evento tragico. Un evento che non si è mai visto. Normalmente sì, abbiamo qualche zona che soffre un po' di allagamenti quando c'è la classica bomba d'acqua, ma qui la situazione era veramente tragica. Era violenza con cui, esattamente, è stato ha tracimato tutto e qui è arrivata proprio Fango anche. fango. E quella è la cosa peggiore. Peggiore fango, sì, tutti legni, senza contare i vermi, i pesci. Una delle questioni sollevate dalle residenti è relativa ad alcuni lavori di manutenzione che sarebbero stati fatti nel canale vicino alla casa allagata, che secondo loro avrebbero accentuato la problematica. Quest'argine qua era tutto alberato e già quello teneva molto, capisce? Loro dicono di no, che anzi togliendo là hanno fatto che prima l'acqua non entrava magari di là, andava sul bosco di là e adesso entra tutta di qua. E dopo non le dico la puzza, insomma il disagio di questa notte, insomma ecco. Io, mio figlio e mia nuora abbiamo continuato a buttare fuori acqua, ma tantissima. Una cosa del genere non si è mai verificata? No, bisogna dirlo questo. In effetti, già una ventina d'anni fa c'è stato un altro allagamento, sempre in questa zona, però molto diversa. C'era una cosa pazzesca stanotte, pazzesca. E a Campo San Piero il Muson dei Sassi rompe gli argini. Ha rotto verso Rustega, un po' prima del ponte, quello rosso con la Rustega. Noi avevamo come sempre controllato soprattutto i punti più delicati, quelli più critici, dove ci sono i ponti, dove ci sono gli innesti, e stava sfiorando il limite l'acqua, e poi a un certo punto improvvisamente qui è accaduto il fatto, per cui ha ceduto l'argine sul lato sinistro, lato est, non è il lato con il maggior numero di abitazioni, però ci sono parecchie case anche qui e persone che tra l'altro non è la prima volta che subiscono le conseguenze degli allagamenti. Le 3:20 nel cuore della notte l'argine del Muson dei Sassi, dopo ore di pioggia battente, crolla e l'incubo per chi vive lungo l'asta di questo torrente diventa una difficilissima realtà. A svegliare i residenti di Soprassalto sono le sirene della protezione civile. La sinistra idraulica viene alluvionata e tolitri d'acqua con il loro carico di fango invadono una ventina tra case e aziende in via Guizze nella zona di Rustega. 7 le famiglie terrorizzate, recuperate grazie all'intervento delle forze dell'ordine con il gommone dei vigili del fuoco. Stanno tutti bene, purtroppo i danni ci sono in alcuni casi e qualcuno ha avuto qualche problema di paura, di ansia, qualcuno ha avuto bisogno del 118, ma niente di particolare. Ora la sfida è quella di cercare di chiudere più in fretta possibile questa falla che continua a mandare acqua in questo bacino enorme che si è creato e poi di favorire lo svuotamento di questo bacino con delle idrovore molto potenti che posizioneremo riversando l'acqua
nuovamente sul Muson dei Sassi. Le scuole sono rimaste chiuse per tutto il giorno nel comune che, oltre all'argine del Muson, ha fatto i conti con il rischio esondazione dei corsi d'acqua minori. Allagamenti minimi hanno interessato anche l'ospedale. Il lavoro di chiusura continua senza sosta anche in queste ore, in condizioni difficili, con un argine che, frollo d'acqua, rischia di franare sotto il carico di camion e ruspe. A ore sarà dichiarato lo stato di emergenza. L'incubo continua a essere realtà. Sono tantissime le storie da raccontare in questi giorni, ce ne sono alcune davvero drammatiche come questa, sentite. È una specie di lago quello che è entrato all'interno di questa azienda che da 40 anni produce imballaggi. Il signor Franco ci sta facendo fare quello che mi viene da dire è il giro della desolazione, della devastazione. Signor Franco, pensava una roba del genere? Non avevo mai pensato a una cosa di questo genere qua. Io pensavo 10 cm di acqua, 20, perché il capannone è abbastanza altino anche rispetto in fondo. Però questa rottura di un metro di acqua con tutto questo fango per terra, non sapevo queste cose qua. Ecco, lei è molto preoccupato ovviamente per tutti i macchinari, per il materiale per la consegna, per... Quello là meno, il materiale della consegna, eccetera. I macchinari non possono più partire. 8 i dipendenti, un'azienda aperta dal 78, signor Franco. Sì, sappiamo. Una vita davanti agli occhi di Franco Vedovato, che questa azienda l'ha creata nel 1978. Allagata la ditta, allagata anche la casa. Il panorama è desolante, l'argine ancora rotto, l'acqua dalle 3:20 di stanotte non ha mai smesso di entrare, trasformando la Regolenale in un lago. Molti parenti accorsi per aiutare, da stanotte qui non si fa altro che spazzare acqua e fango. Gli strumenti del mestiere sono diventati le scope, tutti indossano gli stivali, sono in azione le pompe. Signora, un disastro, lei prima aveva le lacrime agli occhi. Una catastrofe inimmaginabile. Se vuole andare dentro a vedere, l'acqua è venuta con una forza che non ci siamo neanche resi conto. Dicono abbia rotto alle 3. E mia mamma si è accorta perché il cagnolino piangeva, si lamentava, ha chiamato i vigili, è scesa dalle scale e ha trovato la casa allagata. Primo passo, liberare case e aziende dall'acqua, poi si penserà alla conta dei danni. Disastro anche nell'Asolano e anche lì ci sono tante storie da raccontare. Troppa acqua, un disastro. Non era mai successo comunque qua, non era mai successo una cosa del genere, qui in via davanti, sul davanti qua. Però vedo che anche la strada verso la Rocca comincia a fare delle buche sull'asfalto, è preoccupante insomma. Circa mezzo metro qua sul piazzale, è entrata dappertutto, dalla cantina alle sale a tutto insomma. Quanti danni? Non abbiamo quantificato ancora. È arrivato di tutto qua, da ruote a bidoni a tutto qua davanti al piazzale. Perché veniva giù dalla collina? Dalla collina, sì, dalla collina. Mai vista una roba del genere? No, in 14 anni che siamo qua mai. Nel giro di 10 minuti si è riempito il Muson perché dai campi è successo, mi è già entrata altre 3 volte l'acqua. Però così vede i livelli dove sono. E poi voi avete tutti i materiali, tutto finito tutto sotto il fango? Sì, tutti gli elettrodomestici, tutto quanto, e quindi rimango anche al buio. Siete passati da 80 cm del Muson dei Sassi a 3,80 metri? Guardi il livello, guardi le porte, cioè... Questo mobile era tutto rovesciato giù con le porte, quindi quando lo apro dovrò buttare tutto, come del resto tutto dentro. Questo, mia figlia ha tutti i documenti dell'attività, dovrà buttare tutto. Un divano è già stato messo di là per la discarica, questo vede anche questo come siamo messi. Qua devo ancora aprire, vediamo. Cioè, non so. È stralipato il fossio qui vicino ed è entrata l'acqua. Ma voi non avete problemi ad esempio di là del Muson di Sassi? Cioè voi qui proprio perché non teneva più niente? E chi lo sa? Abbiamo chiesto e nessuno ci sa dire niente. È la prima volta, vi capita? Così sì. Così sì. Così è una cosa veramente molto... È che siamo terrorizzati perché se il tempo non tiene e fa ancora, cosa facciamo? E voi avete cominciato a pulire da quando?
dalle 8 di ieri sera fino alle 3 stamattina. Siamo venuti a aiutare qualcuno, vicini di casa. Qua. E con la solidarietà qui si vede, si sente. Hai visto? È già pulito, a posto. E state operando dentro questa casa da quando? Era stamattina alle 6. Ed è uno dei tanti interventi? Sì, mi sa che ne avremo per diversi giorni. Ma qui quanto sotto, cioè quanta acqua c'è? Tutti i garage pieni. Quindi siamo cosa? Metri e metri? Circa 3 metri in tutto, totale. Torneremo naturalmente a occuparci di tutto questo nelle prossime edizioni della nostra informazione. Adesso però cambiamo argomento, passiamo alla politica, passiamo alla campagna elettorale di Bassano. Oggi si è presentata la lista della Lega. La Lega di Bassano presenta la sua lista e presentandosi non perde l'occasione per posizionare alcune bandierine lì dove altri, secondo la coalizione di Nicola Finco, avrebbero posto impropriamente la loro. Il segretario del Carroccio cittadino, Andrea Viero, parla di esperienza e di cambio di passo, svelando insieme a Nicola Finco i candidati per questa tornata elettorale. È un mix tra competenza e innovazione. Ci sono molti amministratori e consiglieri comunali uscenti, ma anche una buona parte di giovani, di figure nuove. La priorità per noi è l'individuo, quindi il singolo soggetto, la famiglia, la persona. Sono questi i grandi investimenti che noi oggi dobbiamo fare. Finco non nasconde il rammarico di vedere a Bassano un centrodestra diviso. Pensavamo di riuscire a ricompattare tutto il centrodestra, qualcuno ha giocato sul personalismo, è una scelta che faccio con la consapevolezza di portare a Bassano 14 anni di esperienza in Regione del Veneto, una serie di contatti a livello territoriale, regionale e statale che sicuramente permetteranno un rilancio importante di questa città. E poi un commento sulle opportunità non colte, secondo Finco, dall'amministrazione uscente. Che si sono persi molti treni, le opportunità c'erano, penso solamente alle opportunità che questo comune poteva sfruttare col PNRR. Bassano è uno dei comuni che ha portato a casa meno risorse, quindi sicuramente c'è una responsabilità politica di questo. Anche Andrea Viero ci tiene a precisare alcune cose. E mi fa sorridere sentire dire che noi non siamo il centrodestra, mi fa sorridere sentire parlare di coerenza. Diciamo che basta guardare le liste che sono a sostegno di Nicola Finco per capire dove viene collocato il vero centrodestra bassanese. Ma torniamo alla lista presentata oggi, 23 candidati, tanti ex amministratori. Il più giovane è Francesco Fietta di 22 anni, il più esperto Sergio Gamba, 15 uomini e 8 donne, con un obiettivo, il ballottaggio. E a Cartigliano scende in campo per la riconferma Germano Racchella. La lista civica Passione per Cartigliano si ripresenta alle prossime amministrative sostenendo la candidatura a sindaco di Germano Racchella, una lista composta da 9 uomini e 4 donne che vede la ricandidatura di 7 componenti della squadra amministrativa uscente. Questo significa avere nuove idee, nuovi stimoli e naturalmente anche questa volta la squadra è una squadra dinamica, pronta ai prossimi 5 anni, che devono essere 5 anni dove non ci si ferma mai. Una scelta di continuità per completare il percorso amministrativo. Nei primi 5 anni il paese è cambiato soprattutto al centro e ora dobbiamo pensare soprattutto alla periferia. Punteremo molto sulla frazione di Scalchi. Abbiamo già chiesto un contributo col PNRR per la ristrutturazione delle ex scuole elementari. Biglietto da visita per la ricandidatura e senza dubbio la nuova piazza del paese. La chiamiamo ciliegina sulla torta, ma vuole essere anche un messaggio che si vuole dare a tutta la cittadinanza. Dobbiamo ritornare ad aggregarci, a fare squadra, per rendere una Cartigliano migliore non sotto l'aspetto delle opere pubbliche, ma soprattutto sotto l'aspetto del sociale. Ma le opere in cantiere sono ancora tante, a partire dal progetto del Brolo dei Gelsi, il grande villaggio per anziani. Un paese che è stato in grado di ottenere in questi 5 anni 4,5 milioni di euro tra fondi del PNRR e bandi regionali e nazionali. Per la pagina della cronaca, oggi un incidente in viale De Gasperi sulla rotatoria all'altezza dell'emisfero, uno scooter e un'auto si sono scontrati, la dinamica è ancora in via di ricostruzione, la persona che era sullo scooter è stata portata in ospedale, le sue condizioni non sono gravi e i rilievi sono a cura della polizia locale di Bassano. Adesso andiamo a Crespano.
Crespano di notte chiude sabato sera il centro del paese al traffico e lo spalanca alla musica, con 9 formazioni che si esibiranno in altrettanti punti strategici del centro, dal rockabilly al rap locale, dal reggae in salsa veneta al rock a partire dalle 18. Nel Duomo di Crespano alle 19:30 l'organista di fama internazionale Donato Cuzzato si esibirà in un repertorio che spazierà da Bach a Marcello. Sino a notte le bancarelle dei produttori locali e delle associazioni animeranno le vie. Sarà una rotazione musicale che inizia dalle 18 fino a notte inoltrata. Ci saranno presenti street band, ci sarà presente tutti i ristoratori che propongono le loro pietanze, principalmente tutti quei prodotti locali per distinguerci e dar valore proprio al nostro territorio. Coinvolta anche la Proloco Crespanese nella nuova formazione presieduta dal giovane Simone Bortolazzo, che ha un solo obiettivo: unire la società, far comunità e creare un paese che funziona insieme, un paese unito. È stato denunciato, identificato se è lui il cosiddetto Fleximan che ha colpito molte volte nella zona del Polesine in provincia di Rovigo, e ci si chiede se sia la stessa mano che ha colpito anche nell'Alta Padovana. Gli contestano 5 episodi, 5 casi di autovelox segati con il flessibile in provincia di Rovigo. Fleximan, almeno quello polesano, è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Adria. Il fantomatico vendicatore degli automobilisti dal piede pesante sull'acceleratore è un 42enne nato a Padova e residente in Polesine. Secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe proprio lui l'autore di 5 attentati ad altrettanti autovelox nel Rodigino. L'ultimo a Rosolina il 3 gennaio scorso lungo la statale 309 Romea. Prima ce n'erano stati 2 a Bosaro a maggio e luglio del 23, altri 2 alla vigilia di Natale a Corbola e Taglio di Po. Identiche le modalità. Il palo che sorregge l'autovelox è stato segato di netto con un flessibile. Nell'abitazione dell'uomo i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato elementi utili all'indagine. Il 42enne è accusato di danneggiamento. Dopo di noi alle 21:15 una puntata decisamente interessante di Focus, nella quale si parlerà ovviamente di politica, attualità, ma anche dei disastri che stanno colpendo la nostra regione. Ospiti del direttore Luigi Bacciaglia, Adalberto Bordin, Fabio Bui, Gian Antonio Darè, Lucrezia Favaro, Vivian Moro, Luisella Pellizzera, Elisa Venturini e Alberto Villanova. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.